L'Umpli Trevigiana, grazie anche alla collaborazione di tante Proloco aderenti, ogni stagione praticamente presenta una rassegna che si rinnova con i frutti di stagione che ci sono. In questo caso siamo a Delizie d'autunno. Tantissimi prodotti, 24 eventi che riguardano 22 comuni, alcune sono anche iniziative diciamo molto storiche e quello che è il connubio praticamente con questi prodotti è anche saperli trasformare le nostre conoscenze in enogastronomia di qualità. E ogni anno queste Proloco si inventano anche qualche piatto nuovo che si può degustare solo in queste occasioni praticamente. Quindi noi andiamo dalla mela alle castagne, dall'olio al kiwi, al peperone, e poi abbiamo anche il musso che è una specialità particolare, alcuni formaggi, insomma via un po' di tutto, la zucca, insomma tantissime cose che poi sapienti mani sanno anche far diventare dei piatti fantastici e straordinari. Quindi da fine agosto ai primi di dicembre ci sono questi eventi nel territorio trevigiano. Tutti i prodotti di Delizia d'autunno sono veramente delle chicche. Sì, questo è vero, come appunto la mela cotogna che da Codognè, dove era stata ormai dimenticata negli anni passati, anche quelli del boom economico, e poi è stata recuperata e sono già diversi anni che vi è questa manifestazione. Quindi un recupero anche del nostro territorio, ma la cosa bella oltretutto di questi eventi sono che oltre all'enogastronomia e alla conoscenza dei nostri prodotti, vi è la possibilità anche di conoscere il territorio, i luoghi, il paesaggio, quindi anche le bellezze paesaggistiche e architettoniche che abbiamo, perché molti di questi eventi organizzano anche delle camminate o delle passeggiate. Si riconferma quindi la collaborazione con le Proloco del Veneto per la promozione del territorio. Noi dobbiamo solo ringraziarle perché grazie al loro impegno, all'impegno di tantissimi volontari, questa è la vera bellissima pagina che noi possiamo presentare ai nostri visitatori, quindi fanno conoscere il nostro territorio ma soprattutto lo mantengono benissimo.